salita in Veneto, dove sono sempre più probabili restrizioni per le scuole. Zaia si appella ancora una volta a governo e CTS, se necessario agiremo. L'epidemiologo Guerriero: siamo all'inizio della nuova fase del contagio. Soldi in cambio di trasbordi sulla nave Mare Ionio è l'accusa della procura di Ragusa per i fatti di settembre tra gli indagati Beppe Caccia e Luca Casarini. Paura in Val di Zoldo per un incendio divampato sul versante scosceso di mezzo canale, il rogo causato da una scintilla durante il lavoro di gruppo di operai che stavano dismettendo una linea elettrica. Tragico incidente stradale a Paese nel Trevigiano, 39enne muore nello schianto frontale con un'altra vettura, la figlia di 6 anni si salva per miracolo, l'hanno trovata aggrappata alle gambe della mamma. Società padovana specializzata nella produzione di borse e articoli per la moda nel mirino della Guardia di Finanza aveva creato un articolato meccanismo per evadere parte del pagamento delle imposte in Italia. Ordinanza antifumo all'aperto, dopo Padova anche Vicenza verso il sì. Il sindaco con bar e ristoranti ha aperto il dialogo per iniziative autogestite. Oggi è il Capodanno Veneto, storia di una tradizione dell'epoca della Serenissima, secondo l'uso mutuato del calendario romano, è andata in scena fino al 1797. Buonasera, ben ritrovati in diretta, edizione regionale dei nostri telegiornali. Partiamo dai dati sempre più significativi naturalmente, visto questo andamento in crescita del contagio. Allora il Covid registra 811 nuovi positivi in Veneto nelle ultime 24 ore. Qui vedete la tabella rapportata al pomeriggio, il report di Azienda Zero delle 17 che dà nelle 12 ore invece i 435 nuovi positivi. 20 sono stati complessivamente i decessi nelle 24 ore, le terapie intensive registrano 143 pazienti ricoverati, in area non critica invece altri 1183. Questi dunque i numeri, l'indice RT in salita allora in Veneto, dove sono sempre più probabili restrizioni alle scuole. Serve prudenza, dice il governatore Zaia, che si appella ancora una volta a governo e CTS, accelerano le vaccinazioni, da domani saranno somministrate tutte le dosi in arrivo. Abbiamo un RT che è salito, che inevitabilmente è salito alla luce del fatto che comunque le relazioni sociali e anche le buone temperature portano, diciamo, maggiormente alla creazione di assembramenti e, non ultimo, anzi lo metterei per primo, la presenza delle scuole aperte. Questa è la fotografia di inizio marzo scattata da Zaia a un Veneto che resta sì giallo, ma in un paese che si è presto ricolorato di arancione per motivi, dice il governatore, abbastanza evidenti. Una lettura empirica ce l'abbiamo in diretta, se volete, che è quella che vediamo che chi ha aperto le scuole prima di noi le sta chiudendo. E vediamo comunque che chi le tiene aperte in parte le ha già chiuse. Il tema quindi resta quello di tenere i più giovani, spesso asintomatici ma con alta carica virale, in spazi confinati, questione che la Regione riproporrà a governo e CTS già nelle prossime ore con un approccio dichiaratamente prudenziale. È meglio soffrire adesso che trascinare un'agonia. Se c'è da chiudere le scuole noi lo valutiamo e le chiudiamo se serve chiudere le scuole. Ma non è un dato non è prova muscolare, è un dato di fatto. Così come è un dato di fatto quanto successo esattamente un anno fa. Siamo preoccupati perché comunque abbiamo davanti ancora un mese prima di uscire dall'inverno, più o meno. E abbiamo visto l'anno scorso che comunque l'infezione che iniziò a febbraio non si spense prima di fine aprile. Preoccupazione che cresce guardando le scene di ressa del weekend con 17.000 passeggeri che hanno scelto il treno per raggiungere Venezia, concetto questo ripetuto dal direttore Flor che ha annunciato un cambio di passo nella campagna vaccinale. Da oggi, da domani, a seconda degli arrivi, somministreremo tutti i vaccini che arrivano perché ci siamo fatti la famosa scorta dei 21 giorni, che sono il richiamo, no? Disponibilità che portano a un'accelerazione della roadmap. Da qui a fine marzo dovremmo somministrare qualcosa come 350, forse 370.000 dosi. L'obiettivo quindi resta correre più delle varianti, compresa quella sudafricana registrata nel vicino Alto Adige con i primi 2 decessi.
Voi cosa ne pensate? Di fronte a questi contagi, meglio chiudere subito le scuole? È il quesito del sondaggio che vi proponiamo questa sera, il cui esito come sempre vi riveleremo poi in onda in prima serata nel corso di Ring. Per rispondere di sì 0422 1626 691, per rispondere di no basta digitare 0422 1626 690, come sempre appunto poi il risultato nel corso di Ring dalle 21:15 su Antena 3. Di una curva in risalita e di un nuovo inizio parla Massimo Guerriero, epidemiologo e biostatico all'Università di Verona. Il nuovo trend emerge chiaramente dai dati dell'ultima settimana. Sembra che ci siano tutti gli elementi per poter dire che siamo a un nuovo inizio. I grafici certificano una risalita del contagio dopo settimane di decrescita, un trend che coinvolge in Veneto anche i ricoveri negli ospedali. C'è una flessione in aumento anche per quanto riguarda i ricoveri nelle terapie non intensive e nelle terapie intensive a livello nazionale, quindi tutto fa pensare che veramente siamo di fronte a un nuovo inizio. Nel nostro Veneto la situazione è esattamente identica e in più segnaliamo che la settimana scorsa l'R-Conti era 0,91 ed è ancora in crescita, adesso siamo vicini all'1 e voi sapete che con l'R-Conti uguale a 1 si passa dalla zona gialla alla zona arancione. La tendenza quindi sembra ineludibile per Massimo Guerriero, epidemiologo e biostatistico all'Università di Verona. L'incidenza delle varianti, l'inglese soprattutto, ha fatto riprendere quota al virus dopo il calo complessivo di inizio anno. C'è stata questa decrescita, ma la decrescita non è arrivata a zero e quindi diciamo che sta nascendo un nuovo giorno non dallo zero ma da un punto che, come vedete, è già molto alto rispetto alla prima ondata di marzo e aprile del 2020. Rispetto al 2020 però ci sono i vaccini. Adesso stiamo facendo fatica a far partire la macchina, però sarà sempre meglio, quindi voglio dire il futuro sarà veramente sempre più roseo. Bisogna adesso fare attenzione in questi mesi perché siamo ben lungi dall'avere la possibilità di fare una vaccinazione di massa. Per questo, dice l'epidemiologo, bisogna evitare gli assembramenti come quelli visti nel weekend. Mi disturbano queste immagini perché le vivo anch'io nella mia Verona e anche con i miei figli nel weekend siamo usciti per fare una passeggiata, ma il centro storico della città era non avvicinabile. E a San Martino di Lupari c'è un gruppo di genitori dei ragazzi di medie ed elementari che è in allarme. Le comunicazioni della scuola sui contagi da Covid sarebbero insufficienti, dicono. Si sono rivolti a noi e siamo andati a vedere. Covid nelle scuole di San Martino di Lupari. Al momento ci sarebbe un solo caso positivo alla media Carlo Agostini, con gli alunni a casa in attesa di tampone, e 2 casi alla elementare Duca d'Aosta nella stessa situazione. Spetta al dirigente scolastico informare i rappresentanti dei genitori. Proprio una parte di loro che ha contattato la nostra redazione contesta l'operato del dirigente Giorgio Michelazzo, il quale dei casi di positività, oltre al SISP e al sindaco, ha informato solo i rappresentanti dei genitori delle classi interessate. Perché non tutti i referenti delle 2 scuole, si sono chiesti i genitori? Perché così prevedono le procedure e il rispetto della privacy, ci ha spiegato al telefono il dirigente dell'Istituto Comprensivo San Martinaro. Non mi sembra che ci sia qualcosa che sta sfuggendo di mano a qualcuno o che ci sia una tal gravità da avere tanto patema d'animo. Io direi ai genitori, rivolgetevi a chi vi può dare risposte certe, che è il SISP, è il dirigente e anch'io per quanto mi compete. Ma se i vostri tecnici sono qui dentro Facebook, allora viene fuori il macello e non ne usciamo dalla polemica. Ma una maggiore informazione, contestano i genitori, metterebbe più in guardia le famiglie che hanno figli in scuole diverse. Bortot invita i suoi concittadini a prestare maggiore attenzione ai figli fuori dalla scuola. Durante le vacanze di carnevale ci sarebbero stati assembramenti al parco giochi anche in presenza di genitori. All'uscita da scuola molti ragazzi hanno spesso le mascherine abbassate. Intanto fa discutere l'ultima circolare di sabato scorso del dirigente scolastico Michelazzo, che tra le altre raccomandazioni ai genitori consiglia di evitare a bambini e ragazzi delle scuole tutte le attività extrascolastiche, da quelle sportive a quella di fare i compiti con i compagni di classe. Cronaca giudiziaria, ora parliamo di migranti, soldi in cambio di trasbordi sulla nave Mare Ionio, è l'accusa della procura di Ragusa, indagati tra gli altri Beppe Caccia e Luca Casarini, estranea alla vicenda la ONG Mediterranea.
Soldi in cambio del trasbordo di 27 migranti dalla nave danese Marx Etienne che li aveva soccorsi 37 giorni prima alla Mare Ionio, che opera per conto della ONG Mediterranea. È l'ipotesi della Procura di Ragusa, che ha disposto perquisizioni a Trieste, Venezia, Palermo, Bologna, Mazara del Vallo, e per cui sono indagati l'ex leader del centro sociale Rivolta di Marghera e dei No Global italiani Luca Casarini, l'ex assessore comunale di Venezia Beppe Caccia, il regista Alessandro Metz e il comandante Pietro Marrone. Il cuore pulsante di Mediterranea è in Veneto e il capo missione è proprio Casarini, affiancato da Caccia. I reati contestati sono di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e violazione delle norme del codice della navigazione sul trasbordo dei migranti, episodio avvenuto a settembre 2020. Si riparte finalmente di nuovo in mare con la Mare Ionio. Ritorniamo in mare in un momento complicato, in un mare difficile, in un mare in cui si continua a morire mentre si manifesta sempre più la vergogna europea. La vergogna che vediamo nel mare Egeo e sulle isole greche, su quell'isola a confino dove 13.000 persone stanno bruciando vive, dove una nave mercantile, la Marx Etienne, è ferma in un limbo punitivo da 37 giorni. La colpa è aver salvato 27 persone. Quel comandante d'equipaggio hanno fatto quello che bisognava fare, salvare 27 persone a rischio annegamento. Mediterranea però risulta estranea all'inchiesta. La Mare Ionio è stata perquisita e posta sotto sequestro, finalizzato a ricercare e acquisire ogni elemento documentale che provi i rapporti tra gli indagati e tra loro e la società danese o altre società armatoriali. Per la procura il trasbordo dei migranti sarebbe avvenuto senza nessun preventivo accordo con le autorità maltesi né italiane e apparentemente giustificato da una situazione emergenziale di natura sanitaria, documentata da un report medico stilato dal team di soccorritori imbarcatosi illecitamente a bordo del rimorchiatore. Ma l'aspetto più grave è che sarebbe avvenuto dopo un accordo commerciale tra le società armatrici delle due navi e in virtù del quale la società armatrice della Mare Ionio avrebbe percepito un'ingente somma di denaro. L'accusa gravissima da parte della Procura di Ragusa rafforza la posizione di Fratelli d'Italia e il commento del capogruppo regionale di Fratelli d'Italia, appunto Raffaele Speranzon, che continua: ribadiamo il nostro no alla tratta dei migranti, la sofferenza e la speranza di queste persone non possono essere un indegno strumento di guadagno. Poco meno di un anno fa Speranzon aveva pubblicato un video nel quale esprimeva forti perplessità sulla lettera indirizzata da Papa Francesco proprio a Luca Casarini per ringraziarlo della sua attività in mare. Siamo stati tacciati di razzismo e di mancata solidarietà nei confronti dei migranti, conclude Speranzon. Vogliamo invece solo evitare che i drammi di queste persone finiscano per finanziare spregevoli realtà che dietro una facciata umanitaria nascondono interessi economici e promuovono azioni illegali. Cambiamo tema, non c'è pace per la Val di Zoldo. Dopo le frane oggi un incendio è divampato sul versante scosceso di mezzo canale. Mobilitati subito i vigili del fuoco di Belluno e i volontari di Zoldo, oltre al personale dell'antincendio boschivo della regione. Stavano lavorando, tagliando con l'asmeriglio su dei pezzi di ferro, deve essere andata via una scintilla e è partito da quello l'incendio. Una scintilla durante le fasi di lavorazione di un gruppo di operai che per conto di Terna stavano dismettendo una linea elettrica. Così il direttore delle operazioni di spegnimento spiega l'origine dell'incendio che in poche ore nella tarda mattinata di oggi è divampato e si è propagato in un'area di circa 400 ettari sopra mezzo canale in Val di Zoldo. Sta arrivando l'elicottero della regione, l'elicottero antincendio, lo vedete in questo momento ed è l'unica possibilità che in questo momento si ha qui a mezzo canale per spegnere l'incendio che è divampato attorno alle 11:30 di questa mattina, una zona particolarmente impervia, la vedete, molte rocce, sta bruciando sottobosco, i vigili del fuoco si sono inerpicati con le pompe
lungo questo pendio, ma è impossibile intervenire da terra e si sta aspettando l'intervento di un ulteriore elicottero. I primi ad intervenire i vigili del fuoco di Belluno con il personale volontario della Val di Zoldo, poi gli uomini dell'antincendio boschivo della regione arrivati da Soverzene. A bordo strada con il naso all'insù il proprietario di una baita lambita dalle fiamme. Questa mattina stavo facendo legna quando ho visto del fumo e sono venuto qua e è iniziato a partire l'incendio. Il vento non sta dando una mano, anzi le fiamme, nonostante i continui lanci d'acqua dall'alto, si autoalimentano e i timori aumentano. Sto aspettando per vedere gli eventi come vanno. È preoccupato? Oddio, la preoccupazione c'è sempre perché ho le galline, praticamente la mia attività si svolge qua. L'assessore veneto Giampaolo Bottacin segue lo sviluppo degli eventi in costante contatto con il personale della regione che opera sul posto. Siamo qui fino a stasera, prima all'imbrunire, dopodiché l'elicottero non può più operare, torneremo domani mattina in ogni caso per fare la bonifica, per verificare se l'incendio ha ripreso durante la notte, insomma, perché si potrebbe infiltrare nel terreno e quindi dopo riprendere qualche ora dopo, un giorno dopo, e ogni incendio ha la sua storia. Tragico schianto invece ieri sera a Paese nel Trevigiano, costato la vita a una mamma di 39 anni in auto con la sua bambina di 6. Stefania Bonaldo, questo è il suo nome, era psicologa e campionessa di kickboxing. Ancora in corso gli accertamenti sulla dinamica del sinistro. Il muretto scheggiato, le primule bianche, è quel che resta oggi della tragedia che si è consumata qui in via Baldrocco a Porcellengo di Paese, dove ieri sera intorno alle 20:30 l'auto condotta da una mamma di 39 anni, Stefania Bonaldo, con a bordo la figlia di 6, si è scontrata con la macchina di un 19enne di Vedelago. Un botto tremendo, sono uscito e ho visto sto disastro. La donna è stata estratta dall'abitacolo in condizioni disperate ed è morta poco dopo al Cafoncello, ferite lievi per la bambina. Da mamma mi è venuto davvero una stretta al cuore stamattina. C'era questa bimba piccola, è stata soccorsa appunto dai vicini che gentilmente hanno capito la situazione e certo ci si mette nei panni, non è certo, questa è una tragedia direi. Stefania era una donna vitale, energica, psicologa, era originaria di Treviso ma da poco residente a Volpago. La mamma Rosanna è stata a lungo volontaria del Banco Solidale dell'Associazione Veneti Schiacciati dalla Crisi e di Rete Veneta. È a lei che è stata affidata ora la nipotina. La polizia stradale ha proseguito nel pomeriggio i rilievi. Non è chiaro nello scontro chi abbia invaso la corsia opposta. Entrambe le vetture erano a centrostrada, ma a rendere fatale l'impatto è stata per certo l'alta velocità, afferma il sindaco, anche lei oggi in sopralluogo nel punto dell'incidente. Conosco già, ma volevo capire bene la dinamica, vedere dove era venuto nella fattispecie. L'impatto è stato devastante, quindi sicuramente è imputabile alla velocità, purtroppo. Quella è una strada sottoposta a nostra attenzione costante. L'ultimo mese abbiamo elevato 20 violazioni per eccesso di velocità e altrettante anche nel mese precedente, quindi noi li monitoriamo in continuazione. Purtroppo è una via in cui la gente corre e ci vorrebbe un po' più di senso civico. Il 19enne alla guida della Volkswagen Polo sotto shock è stato sottoposto all'alcol test ed è risultato negativo. A suo carico la procura aprirà un fascicolo per omicidio stradale. Aveva creato un articolato meccanismo per evadere parte del pagamento delle imposte in Italia. Società padovana specializzata nella produzione di borse e di articoli per la moda nel mirino della Guardia di Finanza di Padova. 5 gli indagati, scoperta una maxi evasione. 4 le annualità di imposta dal 2012 al 2016 verificate dai militari della Guardia di Finanza di Padova. In questo periodo la società OBEG, azienda specializzata nella produzione di borse e articoli per la moda, avrebbe dedotto costi per royalties non dovute per oltre 16 milioni di euro grazie alla creazione di una serie di società estere schermo che in realtà sarebbero riconducibili alla medesima azienda.
Nell'indagine che ha portato le Fiamme Gialle a risalire a società con sedi nelle isole Cayman sarebbero coinvolti un cittadino britannico e un commercialista inglese di origine italiana. 5 le persone indagate, soci e amministratori pro tempore della società, dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Padova, che ha sottoposto a sequestro preventivo beni per circa 4 milioni di euro. Tra i beni sottoposti a sequestro 12 immobili tra le province di Belluno, Venezia e Padova. Ordinanza antifumo, il Comune di Vicenza verso il sì, con bar e ristoranti ha aperto il dialogo per iniziative autogestite. Bionde le sigarette messe al bando anche a Vicenza. Il comune ci pensa, l'amministrazione comunale ha sul tavolo, presentata dall'assessore all'ambiente Simona Siotto, una proposta ad hoc, ma prima di firmarla il sindaco Rucco vuole il parere della giunta su quella che al momento è un'ipotesi di intervento su aree pubbliche. Stiamo parlando di aree dove ci sono giochi per bambini, aree dove ci possono essere persone ammalate come all'esterno degli ospedali, all'esterno delle case di cura, piuttosto che le zone delle fermate del tram dove si creano degli assembramenti, oppure all'esterno delle scuole dove i ragazzi arrivano e spesso si fermano a fumare. Tutt'altra questione riguarda invece i plateatici di bar e ristoranti dove il primo cittadino non lascia dubbi. Non c'è al vaglio l'ipotesi dei plateatici. Nessuna azione coercitiva nei loro confronti, ma piuttosto l'apertura in merito di un dialogo costruttivo. Dedicare loro eventualmente degli interventi mirati che possano gestirsi con delle aree fumo su base volontaria. Una questione di salute pubblica, tanto più in questi tempi di pandemia, dove c'è chi fatica a tenere la mascherina e sembra vigere, come lo scorso fine settimana, un liberi tutti. È difficile porre un freno quando la gente può andare in certe zone, in certe aree. Si tratta di regolare le distanze, quindi di utilizzare le mascherine in maniera appunto molto puntuale e precisa, dalla quale non si deve sgarrare. Lo stesso Luca Zaia le ha messe davanti ai microfoni in sala stampa a Marghera per dare massima visibilità all'iniziativa. Parliamo delle colombe della Città della Speranza, che sono in vendita sui canali social della realtà padovana a 10 euro. È un'iniziativa che dobbiamo sostenere tutti insieme, una straordinaria raccolta fondi in vista della Pasqua, ha detto il governatore, facendo appello allo spirito di solidarietà dei veneti. È il nostro modo per dire grazie ai tanti operatori e volontari che danno una speranza ai più piccoli. Sosteniamoli con un piccolo gesto. Le parole queste di Zaia. Oggi 1° marzo è il Capodanno Veneto, mese della rinascita e della vita, storia di una tradizione che si rinnova. Buon anno! Buon Capodanno a tutti! Oggi, 1° marzo, è il Capodanno della Serenissima Repubblica. Nell'epoca della Serenissima il Capodanno cadeva il 1° marzo secondo l'uso mutuato dell'antico calendario romano. Un tempo, durante la festa, i veneziani andavano in giro per calli e campielli, battendo su pentole, coperchi e altri strumenti rumorosi, facendo confusione per far scappare l'inverno e propiziarsi la primavera, come rivela l'esperto delle tradizioni veneziane Giovanni Giusto. Coincideva con la fine del periodo più freddo e con l'arrivo della primavera, vero segno del nuovo inizio. Il nome che abbiamo dato ai mesi è profondamente legato a questa antica e dimenticata tradizione. Infatti, se iniziamo a contare i mesi da marzo e non da gennaio, ci si rende conto che i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre tornano ad essere effettivamente il 7°, l'8°, il 9° e il 10° mese dell'anno, come indicato dal nome. Il calendario gregoriano, voluto da Papa Gregorio Magno nel VI secolo, aveva invece collegato il Natale alle festività per l'anno nuovo a quelle del Natale. La conquista napoleonica del 1797 introdusse il calendario gregoriano anche a Venezia. Rimane in uso fino al 1797, anno in cui cessò la Repubblica di San Marco. Vi ricordo questa sera dalle 21:15 su Antenna 3 l'appuntamento con l'attualità politica di Ring. Ospiti Domenico Crisarà, vicepresidente della FIMG, Alberto Stefani della Lega, Erika Baldin del Movimento 5 Stelle, Giacomo Possamai del PD e Achille Variati, anche lui del Partito Democratico. Dalle 21:15 dunque Ring. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Tra poco l'edizione di Venezia, vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci.
Benvenuti al meteo. Gran parte d'Europa è sotto la protezione dell'alta pressione, anche sul nostro territorio, dunque tempo stabile e clima mite, in attesa che nel weekend cambi tutto a causa di un fronte freddo che irromperà sull'Italia. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto la giornata di martedì 2 marzo sarà decisamente asciutta e soleggiata. Il cielo si presenterà sereno con aria tersa e ottima visibilità, soprattutto in alta quota. Nei fondovalle e in pianura invece possibili foschie soltanto nelle ore più fredde. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra lo 0 e i 5 gradi, valori massimi invece tra i 10 e i 14 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo tanto sole, non sono attese piogge, il cielo sarà sgombro da nubi ovunque. Temperature minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime invece sui 13-15 gradi all'incirca. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà una splendida giornata soleggiata con un cielo sereno ovunque o al massimo velato. Temperature minime intorno allo 0, massime sui 16 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.